Ai piedi del Pasubio i soccorritori intervenuti li hanno trovati imbragati e uniti anche nella morte Sofia Dalle Nogare, 24 anni, di Tiene, residente a Schio, e Giuseppe Baldissera, 26 anni, trevigiano di Semonzo di Borso del Grappa. Entrambi, con una coppia di amici, avevano affrontato la parete del Soio d'Uderle, una via impegnativa ma assolutamente alla portata dei due alpinisti che avevano accumulato preparazione ed esperienze più che sufficienti, ma non è bastato, la montagna non perdona. Ad avvisare i soccorsi gli amici che hanno visto la coppia precipitare nel vuoto per 100 metri. Il dolore dei soccorritori. E loro erano veramente dei ragazzi che sapevano andare in montagna, non erano sprovveduti, non sappiamo nemmeno noi capacitarci cosa sia effettivamente successo, cosa sia accaduto per poter fare questa caduta così dall'alto. Sicuramente qualcosa di strano è successo, però neanche da come erano le corde, come erano i moschettoni, eccetera, l'attrezzatura che avevano addosso non era in ordine. Sofia, che tra un mese avrebbe compiuto 25 anni, oltre alla montagna amava anche l'acqua, aveva praticato un nuoto agonistico a livello giovanile e lavorava come assistente bagnante nelle piscine comunali di Schio, dove era conosciuta ed apprezzata per il suo carattere pieno di vita e di entusiasmo contagioso. Io volevo esprimere tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di questi due giovani, alle famiglie di questi due giovani e in particolar modo proprio a Sofia, alla famiglia di Sofia, perché immagino che sia qualcosa di inconcepibile e straziante, anche perché appunto, come ha ben detto, erano comunque due ragazzi molto attivi, molto positivi, molto comunque coinvolti nella comunità, nell'attività fisica, perciò una notizia del genere proprio è inspiegabile, diciamo inaccettabile. I funerali di Sofia si svolgeranno giovedì alle 10 nel Duomo di Schio.